Nuovo inferno in A4 a poche ore dallo schianto tra tir che ieri pomeriggio ha provocato la morte di un camionista 48enne di Torre del Greco. Questa mattina, poco dopo le 8, nuovo grave incidente sempre nello stesso tratto nei pressi di San Stino di Livenza. Coinvolti 5 mezzi pesanti, tra i quali una bisarca. Nell'incidente uno dei conducenti è rimasto ferito in maniera molto grave, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito all'ospedale. La A4 è stata chiusa con uscita obbligatoria a Porto Gruaro. Pesanti i disagi alla circolazione con code che hanno raggiunto i 7 chilometri. Subito è scattato il piano d'emergenza come previsto dai protocolli sottoscritti con le prefetture di Venezia e Udine. È stato attivato il bypass A28, A27 fino alla rimozione dei mezzi e alla pulizia del manto stradale. L'autostrada è stata riaperta intorno alle 10:30, ma il traffico è rimasto congestionato per tutta la mattina. A causare l'incidente di stamane, come quello di ieri sera, sottolinea Autovia in un comunicato, non sono stati i cantieri per la realizzazione della terza corsia, visto che il tratto nel quale si sono verificati gli schianti non è interessato dai lavori, né vi sono restringimenti di carreggiata.